Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. La guerra continua, sono quasi l'80° 4 giorni dalla guerra, dove la situazione sembra più difficile, più drammatica. C'è un catastrofe qui dentro la striscia di Gaza, e soprattutto negli ultimi 3 giorni, dove sono arrivato praticamente tanta gente dal centro della striscia di Gaza verso Rafah. Ci sono aumentato il numero degli sfollati, ci sono un numero quasi tantissimo, sono arrivati più da 1,5 milioni qui a una piccola città, Rafah, dove ci sono anche prima i campi, i profughi dei palestinesi che sono rifugiati del 48, aggiungi tutta l'altra gente, quelli di Khan Yunis, sono arrivati a Rafah, quelli dalla Gaza, dal nord, dal centro di Nusayrat, Deir el-Balah, Boraish, Magaza, sono tutti, ora stanno arrivando, anche ora continua la gente arrivando a Rafah, perché anche qui gli israeliani hanno invasato praticamente anche il centro della striscia di Gaza e stanno spingendo la gente di andarsi verso il sud, dicono loro di andarsi verso praticamente le zone del mare, sia a Khan Yunis che a Rafah, però ancora la gente qui sta malissimo, ci sono tanta gente arrivata praticamente che arrivano anche la sera tardi, non trovano niente perché stanno soltanto lì in aria, fuori, praticamente sotto il cielo, del loro sotto c'è la terra sopra il cielo, tantissime praticamente non trovano, perché non c'è un posto qui a Rafah. Anche la Croce Rossa non sta facendo praticamente cambi o non si fa distribuzione delle tende, ci sono quelle che abbiamo visto, soltanto ci sono qualche tenda, sono praticamente state date alla gente da parte dalla Mezzaluna Rossa, dalle Emirati o a quella del Qatar, ma sono pochissimo, forse una 200-300, ma qui sono 1,5 milioni della popolazione. È scarsissimo anche il cibo, la gente non ci mangia più da 2 o 3 giorni e continua praticamente a soffrire, soprattutto paga un grandissimo prezzo i bambini praticamente perché non trovano il latte, perché anche le mamme non possono allattare loro perché non ci mangiano praticamente, anche i bambini ci mancano, manca l'acqua potabile, manca anche tutta l'acqua praticamente per lavare. È una situazione sempre più drammatica, più difficile e ce le portano praticamente forse al collasso o vogliono ammazzare tutta la popolazione di Gaza. Anche stamattina sono stati 2 raid israeliani sempre al sud, sia a Rafah che a Khan Yunis, dove hanno ucciso più di 20 persone. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. A martedì prossimo.